E dallo spazio torniamo sulla Terra, sono aperte le iscrizioni al primo esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana corrispondente al livello B del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La domanda dovrà essere presentata all'Arlef entro l'8 novembre di quest'anno. Vediamo. William Cisilino, direttore dell'Arlef, oggi partono i nuovi esami di certificazione della conoscenza della lingua friulana. Innanzitutto di cosa si tratta e a cosa servono? Come abbiamo la certificazione dell'inglese, del francese e di altre lingue europee, finalmente anche il friulano, seguendo il quadro comune europeo delle lingue, che è il riferimento del Consiglio d'Europa appunto per la certificazione, anche il friulano adesso avrà la sua certificazione e i cittadini friulani e non, aggiungerei, potranno certificarsi a seconda del proprio livello di conoscenza della lingua. A che cosa serve questa certificazione e quali opportunità dà? Allora, serve innanzitutto per cercare di capire qual è il proprio livello di friulano, quindi come accade anche per le altre lingue si tratta anche di una valutazione per motivi personali, no? E in prospettiva sarà importante, soprattutto nel mondo della scuola, perché chiaramente come è richiesto il livello B, B2 per gli insegnanti di lingua inglese, per esempio nelle scuole primarie, anche qui si andrà verso la richiesta di uno specifico livello anche per gli insegnanti di lingua friulana e poi, ma questo dipenderà anche dal legislatore, anche per gli uffici pubblici, come accade in altre terre di minoranza o comunque terre dove esiste il plurilinguismo, in cui viene richiesto un certo livello di certificazione per poter, per esempio, stare in uffici che hanno rapporti col pubblico. Come ci si iscrive, dove ci si iscrive, quali sono i termini dal punto di vista temporale? Allora, la maniera più pratica è andare sul sito dell'Arlef, arlef.it, e lì si trovano tutte le informazioni, c'è un modulo molto semplice da compilare e da inviare via PEC entro l'8 novembre. Alessia Rosolen, assessore regionale all'istruzione, questi esami sono finanziati naturalmente da voi, qual è l'importanza di questo passo? Sono il risultato, come sempre, di un lavoro collettivo che assieme all'Arlef, con l'Università di Udine e con la commissione competente stiamo facendo da anni. Dalla partenza della norma abbiamo arricchito e ogni volta inserito ipotesi e azioni nuove rispetto al potenziamento della lingua friulana all'interno dell'intero sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia. Sono più di 1.400.000 euro che mettiamo a disposizione delle scuole, soprattutto dei bambini, ma con un percorso condiviso con gli insegnanti che ci porta a questi step necessari, fondamentali per la diffusione sempre più ampia. Roberto Pintò, magnifico rettore dell'Università di Udine, la parte scientifica di questi corsi, di questa certificazione è stata fatta dall'Università di Udine. Questo è solo però uno degli aspetti della lingua friulana che voi trattate. Sì, certamente, qui ovviamente abbiamo dato il nostro contributo per costruire anche le basi per l'autovalutazione che come sarà presentata e poi ovviamente a valle di questo la certificazione. Però come giustamente ricorda, insomma, noi attività in quest'ambito ne facciamo sia per quanto riguarda l'offerta formativa, che insomma ha corsi singoli, addirittura un curriculum per gli insegnanti e varie altre attività diciamo formative. Quindi questo diciamo entra già in quello che è un nostro diciamo parte del nostro arsenale formativo. Poi però c'è anche un'attività di ricerca che non è banale, significa che ci sono colleghi che lavorano per far sì che trovino spazio nei nostri ambiti di ricerca la tutela e lo studio delle lingue minoritarie. Questo è anche un modo con cui noi intendiamo, come dire, sia dare risposta anche a quello che è il nostro mandato. Noi siamo un'università territoriale, come tutti sanno, ma anche questo dà una maggiore anche possibilità di integrazione e inclusione. Ricordo che noi abbiamo
da sempre insomma, istituito un centro interdipartimentale di ricerca sulla lingua e sulle tradizioni friulane, quindi con un delegato del rettore che lo presiede, che è il professor Zanello, e ne coordina le attività, quindi diciamo un impegno che va a 360 gradi a intercettare tutte le nostre mission, che sono didattica, ricerca e impatto sociale.